era pieno di gioia. Eravamo pochi, loro non erano quelli studiati, capito? Quelli pieni di sapienza, ma nel suo cuore era pieno di gioia di Cristo, amen? Io mi ricordo che io durante la settimana, scusami se piango però, io mi ricordo che durante la settimana, quando io ero bambino, avevo 14 anni, però durante la settimana io sentivo nel cuore che pulsava, te deve andare in chiesa, te deve andare in chiesa. Io mi sentivo gioioso in andare in chiesa. E quando andavo lì, a me mi piaceva più il culto di preghiera. Perché? Perché il culto di preghiera non c'era nessuno, viene sempre poco in culto di preghiera. Non è solo qua in Italia, ma anche lì in Brasile è uguale. Perché le persone piace più movimento, no? A me mi piaceva di più essere quando c'era poca gente. Perché? Perché io mi sentivo più tranquillo e lodavo a Dio con tutto il mio cuore. E lì, qua in Brasília, anche qua in altre chiese, quelli che i dirigenti, i pastori rimangono sempre nel púlpito, non qua davanti. Io mi ricordo che erano 3, 4 persone lì, e lui, quando noi ingiocchiavamo lì davanti alla chiesa, no? Nel suo posto, e lui cominciava a fare la preghiera. Io mi ricordo che questi non mi ricordo se era presidente, ma era dirigente della chiesa in quel momento, usciva davanti e andava a uno e abbracciava noi, e lì si piangeva e sentiva la presenza di Dio, amém? E in questi culti di preghiera, e la importância di venire nei culti di preghiera, è perché lì Dio parla veramente. Io mi ricordo che, scusatemi, io mi ricordo che c'era un giorno che Dio ha usato un fratello, perché non tutti di noi che eravamo quel giorno lì era battezzato con lo Spirito Santo, parlava in lingua degli angeli, no? E Dio ha usato uno e lui ha detto così: senti, Dio usando quella persona, te vuoi essere battezzato con lo Spirito Santo, te vuoi parlare le lingue strane, ma non dá um glória a me, non dá um aleluia. E tra pouco, quando lui è finito questo, tutti noi che eravamo lì ha cominciato a dare gloria, alleluia, gloria, alleluia, gloria. Era solo così, gloria, alleluia, gloria, alleluia, gloria, alleluia. E sembrava che la terra sia uscito e sia andato nel cielo, il cielo si è sceso sulla terra e la presenza dello Spirito Santo si è riempito quel luogo e tutti abbiamo parlato in lingua dell'angelo. E Gesù era presente in quel luogo. Dobbiamo dare grazie a Dio, gloria al tuo santo nome, perché è l'unico che salva. Allegrate questo luogo, perché lo Spirito Santo di Dio è qua. Non è stato tu che è sceso a venire qua, ma è Lui che ti ha portato qua. E Lui vuol dire che tu sei prezioso per Lui. Alzate la tua voce e grida: Signore, tu sei mio Re. Alleluia. Sei grande, oh Padre. Alleluia. Chi puoi dare un gloria a Dio? Alleluia. Dire: Re, tu sei il mio Re. Io voglio fare una domanda, fratelli. Chi è qua battezzato con lo Spirito Santo di Dio? Alza la mano. Chi non è battezzato con lo Spirito Santo? Alza la mano. Io insegnerò una cosa che ho imparato quel giorno da Dio, perché è stato Lui
che ha parlato. Amen? Vuoi essere battezzato con lo Spirito Santo? Voletevi? Basta dire 2 parole. Svuota il tuo cuore e dici: gloria, 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 alleluia, alleluia, alleluia. I santi là, gli angeli davanti al trono di Dio gridano così: santo, 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 santo. E voi aqui nella terra: glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. E gli angeli lá in cielo gridano: santo, 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 santo. E il cielo si scende nella terra e la terra si alza in cielo e torna-se tolo una cosa, perché la parola di Dio dice che tutto che è legato nella terra è legato nel cielo. Ligati nella terra e tu sarai legato nel cielo. Amen? Amen, fratelli? Voi siete riempiti dello Spirito Santo? Voletevi? Glória, glória. É 2 parole solo, fratelli. É simples. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. E angeli sono qua presenti in questa mattina, non sentitevi? Alleluia, io sento, io sento, io sento. Ti ringrazio, Dio Padre, per la mia vita, per la vita della mia famiglia, oh Padre. Sia presente in questa chiesa, sia presente nella mia casa, sia presente nella casa dei miei fratelli, che i miei fratelli siano riempiti della tua presenza, che nelle cuori brucia la chama acesa. E que a chama acesa do teu Espírito não se apague nei cuori di loro. E que loro, quando escono da qua, passi davanti agli altri, e gli altri vedano che la tua presenza è in loro. Perché è così che la sua parola dice. Qual é bom essere radunito qua tutti insieme, no? Ma è fuori di qua che la tua vera preghiera fa effetto. Siete fratelli, speranza, visioni agli altri attraverso di te. Che siete fratelli. Gesù in te. Que sejamos, fratelli, iguali a Jesus Cristo in questa terra. Amém? Perché siamo qua, in questa terra, insieme a Lui, lì davanti, quando saremo nella gloria, saremo vicino a Lui. E la parola dice che saremo un corpo transformato. E che cominciamo oggi, fratelli, que cominciamo hoje a transformare questo corpo di carne podre, di carne che domani andrà nella terra a essere un corpo sano, presente, davanti a Dio, e che il nostro spirito seja riempito dello Spirito Santo di Dio. Amém? Amém. Io volevo invitare il fratello Rick per fare una preghiera e dopo faremo un altro lino di lode per le offerte, amen? E anche per i bambini andare in classe felice e dopo diamo la parola ai pastori Vito, amen? Pace alla Chiesa del Signore. Prima di pregare vorrei condividere con voi qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore. Prima di venire qua il Signore mi parlava e ho avuto confermo che era il Signore quando il fratello Wallace ha parlato del Santo Spirito. Il Signore mi diceva che mi parlava di questo versetto nella Bibbia dove è scritto, lui diceva ai suoi discepoli che
quando i suoi discepoli sono venuti a vederli, gli hanno detto: insegnaci come pregare. E gli ha detto ai suoi discepoli, li ha insegnato, ma un po' più avanti ha detto ai suoi discepoli: se i nostri padri, che sono malvagi, sanno dare le buone cose ai loro bambini, a quante volte se voi chiedete il Santo Spirito e il Dio li darà. Il Signore mi ha detto questo. E mi ha detto che molti non sono battezzati, scusatemi, molte persone non sono battezzate dallo Santo Spirito, non è perché il Signore non vuole dare il suo Santo Spirito, ma perché loro non hanno il desiderio, perché colui che desidera riceve il Santo Spirito. E io sento che oggi il Signore vuole fare qualcosa per coloro che non sono battezzati dallo Santo Spirito. Io vorrei invitare colui che non hanno ancora ricevuto, che non ha ancora battezzato, che non è ancora stato battezzato dallo Santo Spirito, di volere, di dire che oggi non uscirò qua senza essere battezzato dallo Santo Spirito. Fratello, se hai bisogno che il Signore ti dà il Santo Spirito, devi desiderarlo di tutto il tuo cuore. Devi desiderarlo di tutto il tuo cuore, perché il Signore ti vuole fare... Scusatemi, le parole mi mancano, perché io sento la presenza del Signore in questo luogo. E io sento che il Signore vuole fare qualcosa. Il Signore ha bisogno che tu apri il tuo cuore, che tu desideri il Santo Spirito più di tutto, più che tutto ciò che stai cercando in questo mondo, che tu desideri con un cuore di ricevere. Alzati, per favore. Vorrei chiedere alle persone che desiderano di alzarsi e di desideri di tutto il cuore loro che il Signore farà qualcosa, e di cantare con me questa canzone. Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come... Non lo puoi sentire. Tu puoi sentire la presenza del Signore? Lo puoi sentire qui in questo istante. Lo puoi sentire. Dio è qui. Canta la Chiesa. Dio è qui con noi. Alleluia, sicuro come l'aria che respiro, alle braccia dai, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando, lo puoi sentire, lo puoi sentire. Qui in questo istante, alle braccia non è un uomo, non guardare a un uomo, guarda al Signore. Oggi il Signore vuole battezzarti dallo Santo Spirito. Riceve nel nome del Signore il battesimo. Alle braccia e rebo santa. Dio è qui con noi. Canta la Chiesa, concentrati, perché il Signore vuole fare qualcosa con te. Concentrati, non lasciare questo momento passare, concentrati, perché il Signore vuole fare qualcosa. Dio è qui con... Canta la Chiesa, alleluia, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando, lo puoi sentire. Alleluia, lo puoi sentire qui in questo istante, lo puoi trovare. Dio è qui, desideri
desideri del tuo cuore, desideri con tutto il tuo cuore. Non lasciare questo momento passare, non lasciare il Santo Spirito passare. Come questa donna, la perdita di sangue, lei voleva toccare il vestito del Signore, dicendo: oggi non ti lascerò passare. Fratello, vorrei che tu dai il tuo cuore, con tutto il tuo cuore in questo istante. Non lasciare il Signore passare, perché il Signore è qua. Non essere nella distrazione. Se vuoi essere battezzato, se vuoi ricevere qualcosa in più, il Santo Spirito sta girando in questo momento, in quest'aula. Rabba lebro shadai, ale rebo sale kate lebro shadai, ele sia lebro ya sante rebo salabraya sete lebro shama, Erika lebo santa. Riceve il battesimo nel nome di Gesù. Riceve il battesimo nel nome di Gesù. Fratelli, se stai sentendo la tua lingua che vuole parlare, non mantenere la lingua. Non impedire che quelle parole escono dalla tua bocca. Comincia a parlare in altre lingue. Ricevere il dono di parlare in altre lingue nel nome di Gesù. Ricevere il dono di parlare in altre lingue nel nome di Gesù. Ricevere il dono di parlare in altre lingue nel nome di Gesù. Ricevere un'altra dimensione di preghiera. Il Signore mi sta dicendo che qua ci sono delle persone che non hanno un'altra dimensione di preghiera, che si sentono più quando loro vadano nella presenza del Signore, non sentono più la presenza del Signore. Il Signore vuole ristorare la tua vita di preghiera. Riceve una nuova dimensione di preghiera. Riceve una nuova dimensione di preghiera nel nome di Gesù. Alleluia. Rebalea sute. Marebraia sute. Irebalebra sante. In questo istante il Signore sta facendo qualcosa di nuovo. Sta cancellando tutti questi pensieri di morte che ce l'hai. Se ce l'hai pensieri di morte, il Signore sta cancellando nel nome di Gesù. Ricevi il Santo Spirito, comincia a parlare in altre lingue, in altre lingue. Ricevi nel nome di Gesù. Non è una persona che sta facendo, è il tuo desiderio. È il tuo desiderio. Oggi, se sei deciso a ricevere, sarai battezzato. Comincia a parlare in altra lingua nel nome di Gesù. Alebraia sade. Erebo shadai. Elebro sharabade. Elebro sada. Elebro shabarabade. Gesù. Allora, Arebo shadai. Canta con me questa canzone. Gesù, sei elevato al di sopra di tutto. Puoi ripetere con me? Gesù, sei elevato al di sopra di tutto. Conciamo Gesù, sei elevato al di sopra di tutto. Conciamo Gesù, la Chiesa. Gesù, sei elevato, elebra Shaddai, al di sopra di tutto. Conciamo Gesù. Diamo la gloria al Signore. Sei elevato al di sopra di tutto. Contiamo Gesù. Sei elevato. E Gesù, la gloria al Signore al di sopra di tutto. Contiamo Gesù. Sei elevato al di sopra di tutto. Gloria al Signore. Possiamo fare l'applauso al Signore? Possiamo applaudire al Signore? La gloria al Signore, gloria al Signore. Perché io so che il Signore ha ristorato un cuore che aveva il desiderio di Lui. Il Signore ha cancellato questi pensieri di morte che era dentro il tuo cuore. Non so a chi,
ma tu dove sei ti stai riconoscendo che ce l'avevi dei pensieri di morte, di ammazzarti, ma il Signore ci ha cancellato tutto e il Signore ti sta dicendo in quest'anno Lui vuole portarti in una dimensione di preghiera a te. Lui sta parlando a te che hai perso la dimensione di preghiera, che non hai, il Signore ha restaurato già. E la brasciada, facciamo l'applauso al Signore. Amen. Potete sedere, fratelli, amen. Chi è stato rinnovato in questa mattina? Amen. Gloria a Dio. Dio è santo, amen. Io volevo invitare la sorella Nemes a fare una canzone per la colletta e per i bambini per andare in classe felice e dopo passo la parola ai pastori Vitor, amen. Chi può dare un gloria a Dio? Un alleluia? Amen. Dio è santo, fratelli. Pace a tutti, lodiamo fratelli, è una benedizione veramente non solo sapere, sino sentire la gloria di Dio in mezzo a noi, amen. Così lodiamo, il fratello va per l'offerta. Cantiamo una lode che tutti i bambini sanno, amen. Dio è vivente. Dio è vivente. No, non è morto, Dio è vivente. No, non è morto, Dio è vivente. No, non è morto. Dentro me lo sento tutti qui, lo sento tutti intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò. Alleluia, cieli si apriranno quando sarà, canterò, griderò, alleluia. È vivente, no, non è morto, Dio è vivente, no, non è morto, Dio è vivente, no, non è morto, lo sento dentro me. Lo sento tutti qui, lo sento tutti intorno a me. Canterò, io griderò, io canterò, griderò, alleluia. I cieli si apriranno, con gioia lo sarà. Canterò, griderò, alleluia. Così la sorella Lupe, che è l'incaricata dei bambini oggi, alla lotta. Gloria a Dio. Ora passiamo alla parola ai pastori Vitor, amen. Che lo Spirito Santo di Dio possa essere con lui, amen, in questa parola benedita da Signore. Grazie. Ho preso con molto piacere che mi avete ribattezzato. Pastore Vito, io mi chiamo David. Vabbè, sarà il mio secondo nome questo. No, niente, è solo una battuta. Beh, è un piacere essere qua con voi. È un po' di tempo che non ci vedete perché siamo quasi sempre impegnati anche a livello familiare, perciò non saremo sempre insieme a voi per tanti motivi,
Però dove andiamo, io credo che la benedizione di Dio ci accompagna e in quello che possiamo trasmettiamo sempre anche noi la benedizione di Dio. Così come stamattina abbiamo ricevuto questa scossa elettrica. io la intendo così, una scossa elettrica. Sapete, però le scosse elettriche servono solamente per far saltare gli impianti. A noi quello che ci interessa è la corrente continua. Ed è importante saper usare la corrente continua, perché con la corrente continua possiamo far funzionare gli elettrodomestici, la luce, la musica, tutto quello che serve per amplificare o per vivere in una condizione di equilibrio perfetto. E nella parola di Dio ci sono tanti passaggi in cui ci richiamano a questo. Certo, qualche volta abbiamo bisogno di un po' di scossa, specialmente quando il cuore si ferma. Avete mai visto nei film quando il cuore si ferma, arrivano là con quelli defibrillatori, allora lì c'è bisogno, perché ma normalmente la corrente serve per altre cose. Io credo che lo Spirito Santo ci conduca sempre alla parola. Gesù l'ha detto, non ci dimentichiamo mai questo. Gesù ha detto: quando sarà venuto lo Spirito della verità, egli mi glorificherà e vi condurrà nella verità. Sì. Grazie. Perciò è importante sapere che lo Spirito Santo ti guida sempre nella parola di Dio. Se tu non vai nella parola di Dio, vuol dire che lo Spirito Santo non agisce in te, non può agire in te, perché lo Spirito Santo porta sempre il credente nella parola, e nella parola lo ammaestra e lo fortifica affinché possa conoscere ancora di più le ricchezze di Cristo, perché ha detto: egli mi glorificherà. Lo Spirito Santo non si lascia manovrare da nessuno, è Dio, e come tale nessuno si può permettere di manovrare così, manipolare lo Spirito Santo. Egli vi guiderà nella verità, egli mi glorificherà, egli vi annuncerà le cose a venire, è profezia. Perciò l'opera dello Spirito Santo è completa, è un'opera dinamica, è un'opera che va al di là di quelle che sono le nostre comprensioni, ma soprattutto lo Spirito Santo fa un'azione affinché tu possa crescere individualmente nella tua vita da credente, senza avere bisogno di avere una spinta, un calcio nel sedere da parte di qualcuno per fare qualcosa. Lo Spirito Santo agisce in te nel quotidiano, nella tua vita personale, perché se tu sei ribelle in quello, lo Spirito Santo non ti verrà mai a cercare, non ti verrà mai ad usare per fare qualcosa di particolare. La pigrizia davanti allo Spirito Santo non esiste. Se il credente è un credente, deve andare ogni giorno alla parola, studiare la parola, preservarsi nella parola e chiedere sempre aiuto a Dio affinché possa camminare sempre nella parola di Dio e conoscere le ricchezze di Cristo. Questo è il tutto dello Spirito Santo. Altre opere dello Spirito Santo le fa quando all'esterno. L'opera dello Spirito Santo è all'esterno. All'interno della Chiesa lo Spirito Santo glorifica Cristo. All'esterno opera potenti operazioni, perciò noi non possiamo pretendere di far fare lo Spirito Santo potenti operazioni qui dentro nelle chiese e non fare niente fuori. È una bugia del diavolo. Se leggete gli Atti degli Apostoli, quando l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Pietro andavano fuori a predicare il Vangelo, Dio confermava la loro predicazione con segni e prodigi. Dobbiamo smetterla, ora parlo alla Chiesa, ma parlo a me stesso, dobbiamo smetterla di ribaltare i concetti di verità. Non si può pensare che in un culto debbano succedere miracoli estremi, miracoli straordinari. Non è possibile, perché la Scrittura non ci dice questo. La Scrittura ci dice che lo Spirito Santo opera potente operazione là dove tu predichi la parola. E se la parola risiede in te, anche nel silenzio Dio farà potente operazione nella tua vita prima e nella vita di coloro a cui tu porti la parola. Perciò è una questione di equilibrio.
fratelli e sorelle, non è una questione di impatto. Nel giorno della Pentecoste abbiamo Atti capitolo 2 che ce lo insegna. Ci fu un rumore come di vento, un suono, e dice a un certo punto le lingue apparvero e caddero tutte sulle teste degli presenti lì in quella sala e tutti furono riempiti di Spirito Santo. Nessuno richiese lo Spirito Santo perché è la promessa di Dio, è la promessa di Dio. Ed è importante ricordare a noi le promesse di Dio, ma lo Spirito opera secondo la promessa di Dio. Credi e sarà salvato te e tutta la tua casa, tutta la famiglia, e in più nel credere lo Spirito Santo interverrà nella tua vita e entrerà e ti battezzerà interiormente, silenziosamente, affinché tu possa andare nella parola, e dopo che tu vai nella parola, che tu cominci a apprezzare le ricchezze di Cristo, le rivelazioni di Dio, allora lo Spirito Santo farà un'opera più completa, ti santificherà e ti preparerà alla battaglia. Questo è. Poi noi possiamo fare tutte le cose che vogliamo, possiamo metterci a ballare, a fare i balletti, a fare le grandi affermazioni, ma lo Spirito Santo non si muove perché lo Spirito Santo è Dio e come Dio non può essere manipolato da nessuno. Io stamattina dovevo fare un altro messaggio e interverrò in questo perché è importante. La scrittura è fondamentale. Io credo che la scrittura sia la cosa più importante per la nostra vita spirituale. Al di là di quello che io molte volte ho sentito, diciamo, dentro di me qualche tipo di rivelazione, no? Nella mia vita è più di 40 anni che cammino nella verità, anche se non ho capito ancora tanto, però ogni tanto, però è sempre la scrittura che conferma ciò che dovrò dire. Mai al contrario. Mai al contrario. Non è che io proclamo e poi vado a cercare un passaggio per giustificare quello che ho detto. No, 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 no. È la parola di Dio che conferma ciò che tu dovrai sempre dire e sempre fare. Ed è fondamentale per avere un equilibrio di vita spirituale. Quando Elia si rifugiò nella grotta, e parlando stamattina il fratello ha citato pensieri di morte, Elia voleva morire, il profeta Elia. Il grande profeta Elia disse: Signore, uccidimi. Anche Mosè disse: Signore, se non viene uccidimi. Tanti personaggi della scrittura volevano essere uccisi perché erano entrati in un momento di stress a cui non potevano uscire fuori, avevano paura. Eppure Elia aveva diciamo, ucciso un centinaio di falsi profeti, aveva fatto un'opera meravigliosa, il fuoco era sceso dal cielo alla sua parola, aveva ribaltato il concetto dei falsi profeti, era riuscito vittorioso, un popolo che si era nascosto, erano pronti ad andare con lui per ribaltare quel re scellerato e quella regina scellerata. Eppure Elia fuggì. Dice, ma è mai possibile che un uomo come Elia, che la sua preghiera e Dio l'ha ascoltata, ha fatto scendere il fuoco dal cielo, ha bruciato tutto l'olocausto, ha fatto un'opera eccezionale, ha sgozzato più di 150, ora non mi ricordo quanti erano, falsi profeti davanti a coloro che appoggiavano questi falsi profeti, e nessun male era arrivato a lui, però lui ha paura e fugge. Ma dico, cosa ha capito Elia? Cioè, cosa gli è venuto in testa Elia? E questo vuol dire che la nostra vita deve essere sempre sotto il controllo dello Spirito Santo, altrimenti, anche se non siamo credenti, se ci lasciamo andare dai sentimenti, se ci lasciamo andare da quelle cose interne nostre, non saremo diciamo, basati su quello che la rivelazione ci vuole sempre comunicare. Beato l'uomo che ha scavato fino alla roccia e lì ha messo le fondamenta per costruirsi la casa. Amen. Stamattina con il mio dire non voglio riprendere nessuno, perché quello che c'è stato stamani sicuramente è stata un'opera diciamo di buon cuore che ha portato qualcosa, che vuole portare qualcosa, un cambiamento, sicuramente, io non lo metto in dubbio, guai a dire il contrario, guai. Ma vi voglio insegnare che lo Spirito Santo si muove sotto altri canali.
Lo Spirito Santo si muove secondo un suo principio che è fondamentale. Lo Spirito Santo Dio lo ha dato per che cosa? Fatevi questa domanda e rispondete in silenzio. Per quale motivo Dio ha dato lo Spirito Santo alla Chiesa, a coloro che avrebbero creduto? Bastava Gesù, no? Bastava credere in quello che Gesù ha fatto. Che motivo c'è di... Gesù è morto sulla croce, ha pagato il prezzo dei peccati, ci ha riconciliati al Padre, ci ha amato di un amore redentore, ci preserva da ogni... No, lo Spirito Santo ha un'altra funzione e lo possiamo conoscere attraverso la vita di Cristo, perché la vita di Cristo è il riflesso di quello che noi, anzi è la luce primaria di quello che noi dovremmo essere. Lo Spirito Santo prepara Cristo alla battaglia. Quando Gesù fu battezzato nel Giordano, poi dice lo Spirito Santo scese come una colomba e si poggiò su di lui. E una voce venne dal cielo: questo è il mio figlio in cui mi sono compiaciuto. Ho capito, ma Gesù aveva bisogno dello Spirito Santo? Sì che aveva bisogno dello Spirito Santo. Perché tutto quello che Gesù ha fatto lo ha fatto attraverso lo Spirito Santo. Tutti i miracoli che ha compiuto, tutte le rivelazioni che lui ha portato, tutte le profezie che ha pronunciato, tutte le opere di saggezza che lui ha lasciato, tutte le opere di predicazione, di insegnamento che ha fatto in quei 3 anni, è stata opera dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non opera da Dio a Dio, ma lo Spirito Santo opera da Dio a uomo. E Gesù in quel momento era perfetto uomo e lo Spirito Santo aveva bisogno di operare in Cristo, perché Cristo doveva essere pronto per la battaglia. Difatti, dopo che Gesù fu battezzato nel Giordano, cosa fece lo Spirito Santo? Lo portò a Gerusalemme a parlare con i capi sacerdoti? No. Dove lo portò? Lo portò in un ristorante a farsi una bella mangiata? Lo portò in una spa dove si poteva rinfrescare dopo una vita di 30 anni fatta in quelli di Nazareth? No, lo portò nel deserto per essere tentato dal diavolo. Come opera questo Spirito Santo? Perché lo Spirito Santo spinse Gesù nel deserto? Per essere tentato dal diavolo. Cioè lo Spirito Santo gli disse a Gesù: guarda, compagno d'armi, ora io sono con te perché sono arrivato in te e ti devo preparare per la battaglia, perché tu devi avere un combattimento faccia a faccia con il diavolo. Non puoi andare a combattere contro i capi farisei, i capi religiosi, devi andare attraverso un deserto dove tu verrai messo alla prova, dove tu verrai tentato per 40 giorni, dove tu digiunerai per 40 giorni, ed è un digiuno unico secondo me nella storia dell'umanità, a parte Mosè, che anche lui digiunò 40 giorni e 40 giorni nel monte Sinai. Tu devi affrontare il diavolo, perché la tua vera battaglia non è la salvezza dell'umanità, la tua vera battaglia è sconfiggere le opere del diavolo, perché è il diavolo che ha fatto cadere Adamo ed Eva, è il diavolo che ha portato il peccato nel mondo, è il diavolo che ha rovinato tutto quella che è la creazione di Dio, è il diavolo che porterà un giudizio a tutti gli altri, è il diavolo che porterà sentimenti di suicidio a tutti, è il diavolo che porterà rovina, che ruberà, che ammazzerà, che distruggerà, e tu devi sconfiggere il diavolo. Questo è lo Spirito Santo. E prepara Gesù per andare nel deserto. E nel deserto Gesù che incontra? Il diavolo. Non incontra uno dei 12 apostoli, che poi lui chiamerà a essere apostoli, ma incontra il re del terrore, l'antagonista di Dio, il nemico di Dio. E il diavolo cerca di sedurlo. E lo vuole sedurre, perché se il diavolo fa cadere Gesù, è finita per tutti. Ha fatto lo stesso lavoro che ha fatto con Adamo ed Eva. Ciò che il diavolo ha fatto con Adamo ed Eva lo vuole fare con Gesù, perché sa che se Gesù cade alla sua lusinga, alla sua tentazione, l'opera di salvezza è fallita, e perciò tutto il mondo sarà sotto il giudizio di Dio e tutti saranno condannati e tutti saranno perduti e tutti andremo all'inferno e tutti udremo la risata sarcasma del diavolo che ci accompagnerà all'inferno con lui, perché l'inferno è stato creato per il diavolo e i suoi angeli e non per l'umanità. Ma siccome tutti sono sotto peccato, Dio deve giudicare il mondo, perché la giustizia di Dio va insieme all'amore. Non c'è amore senza giustizia, non c'è giustizia senza amore, non ci può essere solo amore senza giustizia. Perciò tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, tutti
sono fuori dalla presenza di Dio, tutti sono ribelli a Dio, ma in Cristo, solo in Cristo, l'umanità è stata riconciliata con Dio Padre attraverso la croce. Perciò tutti coloro che crederanno in Cristo, nella sua opera perfetta, salvezza perfetta, saranno salvati da un giudizio, perché Giovanni capitolo 3 lo dice chiaramente. Chi crede in Lui non è giudicato, ma chi non crede è già giudicato, che non avrà un giudizio in più, no, è già giudicato, perché non credi. E il diavolo disse a Gesù, dopo 40 giorni che non mangiava, di a queste pietre che diventano pane, dai. Sapete, quando io sono stato nel deserto, lì in quei posti là del Sinai, no, del Sinai della Giudea, facemmo un viaggio, diciamo, attraverso la chiesa, è un deserto, non è un deserto come il Sahara, è un deserto che ha delle pietre, e queste pietre, molto dal colore che hanno, sembrano delle pagnotte, messe per terra, assomigliano delle pagnotte. E allora gli disse, se tu sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventano pane. Ma tu guarda che razza di tentazione fa questo tizio, questa creatura malvagia, subdola, osa andare vicino al figlio di Dio che è stato qualche giorno prima battezzato nel Spirito Santo, che è stato proclamato da Dio stesso Padre, il mio diletto figliuolo in cui mi sono compiaciuto, ha l'arroganza di andare da lui e tentarlo. Ma Gesù avrebbe potuto con uno sguardo fulminarlo subito. Gesù era perfetto uomo e perfetto Dio, e come Dio poteva veramente distruggerlo come noi pensiamo di distruggere il diavolo molte volte. Che noi pensiamo di distruggere il diavolo attraverso dei proclami. Basta dire, io ti leggo nel nome del Signore. La parola dice, sottomettiti a Dio e il diavolo fuggirà. Non puoi legare il diavolo se non sei sottomesso a Dio. Non ribaltiamo sempre le cose, non cerchiamo sempre la soluzione più veloce per giustificare il nostro stile di vita che non è retto davanti alla parola di Dio. Diciamo piuttosto, Signore, abbi pazienza, perdonami, ho peccato, la mia vita non è retta davanti a Dio. Abbi pazienza, abbi pietà, so che tuo figlio mi può perdonare ancora una volta. Ti prego, perdonami col tuo sangue. Ti prometto, mi pento, ti prometto che non farò più quella vita o quelle cose che non dovevo fare, ma comunque le ho sempre fatte, pur essendo figlio di Dio o figlia di Dio. Signore, riaccoglimi nella tua luce e Dio ti perdonerà, perché è la sua promessa. Egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati. Egli ti illuminerà e ti porterà davanti alla luce, nella luce, affinché tu possa essere fortificato e affrontare le tentazioni del diavolo in un altro modo, o l'opera della carne in un altro modo. Ma poi il diavolo fece un'altra tentazione a Gesù. Cosa fece? La seconda tentazione qual era? Vi ricordate? Ma lo portò in spirito sopra, fece vedere tutti i regni del mondo, tutta la terra del mondo. Non so come ho fatto, ma lo ha fatto, perché il diavolo, non dimenticatevi mai che è una creatura di Dio. Il diavolo era un arcangelo, un cherubino, un serafino, un angelo potente, con dei grandi poteri di illusionismo molte volte. E lo porta Gesù, ci fa vedere tutti i regni del mondo, e gli dice il diavolo a Gesù, guarda, ma che stai a dire, sei stato 30 anni con quelli di Nazareth, cosa devi fare con loro? Ma lasciali perdere, è tutta gente dura che viene dal villaggio, non capisce nulla, stai con me, ti do tutti i regni di questo mondo perché mi sono stati dati, disse il diavolo. E disse una verità, perché fu Adamo ed Eva che gli dettero i regni al diavolo quando caddero per terra a causa del peccato. E a livello legale il diavolo ha avuto questi regni, e Gesù non dice al diavolo non è vero quello che dici, non lo dice perché sa che è vero, e Gesù nella sua missione di salvezza deve recuperare le proprietà perse a livello legale, e gli disse adora solamente Dio e renda a lui solo il culto.
il diavolo sa più cose di quelle che tu possa pensare della tua vita. Ricordatelo sempre. Non pensare mai di essere superiore al diavolo perché sei in Cristo. Non lo pensare, non lo pensare mai, perché nel momento che lo pensi hai già perso. Hai già perso. Tu devi temere il diavolo, ma devi sottometterti a Dio. È lo Spirito Santo che in te ti rivelerà le cose affinché tu possa affrontare certe situazioni e affinché tu possa essere vittorioso in quelle situazioni. Molte volte perderai, certo che perderai. Non c'è una vittoria di un campionato senza una perdita di qualcosa. Qualcosa devi sempre perdere, ma questo servirà per la tua crescita, servirà per farti capire gli errori che hai fatto, che hai commesso. Molte volte siamo molto leggeri nelle cose di Dio. Usiamo Dio come l'avvocato, dai, diciamoci la verità. Quando abbiamo bisogno, Signore, prima... Io ho risposto molte volte a delle persone quando mi mettono davanti delle situazioni gravi che sono successe. Ma dov'era Dio quando si è incendiato la discoteca lì in Svizzera, che sono morte più di 40 persone? E sa cosa rispondo io? E dov'era Dio quando loro erano felici? Dov'era? Dove è sempre stato? Pronto a entrare nei cuori delle persone, pronto a cambiare la vita delle persone, pronto a far capire alle persone la qualità dei servizi che tu stai usufruendo o servendoti di questa società, pronto a farti capire che certe cose non si fanno, pronto a farti capire che c'è un'altra strada che devi percorrere. Lo Spirito Santo fa questo, ti prepara affinché tu possa allontanarti dalle cose del mondo, quelle che fanno male all'anima, e ti possa avvicinare alla realtà dello Spirito affinché tu possa essere più che vincitore prima in te stesso e poi in tutti quelli che ti stanno accanto. Questa è l'opera dello Spirito Santo. Ma poi il diavolo fece un'altra, e arrivo alla conclusione, il diavolo fece un'altra tentazione a Gesù. Ricordiamoci sempre queste tre tentazioni. Quando camminiamo nelle cose di Dio, nel campo di Dio, della sfera di Dio, nella Chiesa, ricordiamoci sempre queste tre tentazioni, perché saranno sempre le tre tentazioni che il diavolo farà a ogni persona. La concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne e la superbia della vita. Queste tre. E lui non si muove da queste tre tentazioni, perché sa già in partenza che in una di queste tu cadi. Ma poi lo portò sopra il pinnacolo del Tempio. Io non so come ha fatto il diavolo a prendere Gesù e portarlo sul pinnacolo del Tempio, ma l'ho fatto. Perciò è potente. Non ti illudere che lui non è potente. Io ho sentito dire molte predicazioni, molti insegnamenti che il diavolo dice e poi non essere così piccolo. Non è vero niente, che con un grande megafono che dice delle cose fa paura a tutti. Non è vero niente. Questo è un aspetto per sminuire quella che è la vera opera della salvezza di Dio. Allora Gesù Cristo che ha fatto? È venuto a distruggere l'opera del diavolo quando il diavolo era una cosa così piccolina come un megafono? Assolutamente no. Assolutamente no. Gesù sapeva il pericolo che incorreva. Gesù sapeva che il minimo errore che avrebbe compiuto avrebbe rovinato l'opera di salvezza, avrebbe portato tutta l'umanità al giudizio universale e tutto all'inferno. Nessuno escluso, neanche Mosè. Lo portò sul pinnacolo del Tempio, è la parte più alta del Tempio in quel momento, e disse: guarda, buttati giù, perché è scritto nei Salmi che Dio comanderà ai suoi angeli di tenerti sul piede con le mani, diciamo le loro mani ti sosterranno e tu scenderai nel cortile del Tempio in maniera spettacolare e riconosceranno che tu avrai un potere. E Gesù, che fece Gesù? Ecco perché dico Gesù è meraviglioso, è paziente, è amorevole, sopporta. Ti aspetta. Gesù non ti giudica. Non ti giudica mai. Ti aspetta. Fino all'ultimo respiro che tu esali, ti aspetta. Affinché tu possa rimettere la tua vita a posto e tu possa essere
con lui nell'eternità. Sempre. Non ti fa l'idea che Gesù ti giudica perché non è vero niente. È una bugia del diavolo. Cita la scrittura. Il diavolo cita la scrittura. La cita bene, perché c'è scritto nel Salmo. Dio comanderà ai tuoi angeli che se lo fai, tu adempi la parola di Dio. Adempi la parola di Dio. Attenzione come leggiamo questa parola di Dio. Ma Gesù disse: non tentare il Dio tuo. E lo sconfisse in quella fase lì, sconfisse il diavolo. Ma non per sempre, perché il diavolo gli tirò fino ad altra occasione. E se Gesù non avesse avuto lo Spirito Santo, sarebbe caduto. Sarebbe caduto come è caduto Adamo. Ma avendo lo Spirito Santo, Gesù ha potuto non solo affrontare, ma essere preparato prima per capire quelle che erano le opere del diavolo. Gesù non è mai stato preso all'improvviso in qualche atteggiamento superficiale affinché lui potesse. No, Gesù sapeva ogni cosa, ogni giorno sapeva quelle che erano le sue passi, sapeva quello che sarebbe stato, sapeva, ci dice la scrittura, che Gesù conosceva il cuore di tutti, i pensieri di tutti, perché lo Spirito Santo gli rivelava ogni cosa. E questa è l'opera dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo interviene nella persona, nel cuore di una persona, la trasforma interiormente prima e poi esteriormente. Incomincia un'opera interiore affinché tu possa essere forte all'esterno ed essere un punto di riferimento. Sapete qual è, a conclusione, sapete qual è il più grande danno delle chiese di oggi? Mi permetto di dirlo, anche se rispetto per coloro che lavorano per portare avanti un'opera. La Chiesa non è facile portare avanti un'opera, anche se è piccola, non è facile. Non è facile. Sapete qual è il grande pericolo delle chiese di oggi? La superficialità. La superficialità. Ci sono molte cose superflue nella vita delle chiese, molte attività che possono essere anche fatte a meno, per dare più spazio all'edificazione personale, ed è questo che lo Spirito Santo vi sta chiedendo questa mattina. Vi vuole incontrare nella vostra cameretta e vuole parlare con voi attraverso la scrittura. Non aspettate così, stando in un momento di, così come dire, in trance. No. La scrittura. Signore, parlami attraverso la scrittura, ti prego. E il Spirito Santo ti parlerà e ti dirà le tue cose, non le cose degli altri, le tue cose. Perché noi siamo bravi molte volte a sapere le cose degli altri, quando nelle cose nostre, che sono molte volte sporche, non vengono mai messe in pari. E allora ci reggiamo a giudici pastorali, a giudici apostolici, a giudici profetici. No, fratelli e sorelle, non funziona così. Lo Spirito Santo l'opera che fa, lo fa affinché tu possa essere salvato pienamente, affinché tu possa essere fortificato interiormente, affinché tu possa essere santificato interamente e affinché tu possa camminare con Cristo. Il Padre accetta questo e dispone affinché lo Spirito Santo possa operare questo in te, e Gesù Cristo non fa altro che sorridere a questa triplice opera, dove Lui interviene personalmente per bussare alla tua porta e per affinché possa entrare nel tuo invito e possa cenare con te, e tu sarai a pranzo o a cena con il Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. E che vogliamo di più? Nella vostra comunione personale dovete realizzare che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è lì con voi e vuole cenare. Cenare significa cenare spiritualmente, non significa che tu devi preparare il pollo arrosto per il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. No, cenare spiritualmente. E allora vedrete che la vostra vita viene fortificata, piano piano. In un giorno non avviene nulla. In un giorno non avviene niente, non vi aspettate che in un giorno possa cambiare la vostra vita. Ci vuole il tempo. Paolo lo dice: quando ero bambino pensavo da bambino. Pietro dice: come bambini spirituali desiderate il latte spirituale, ma poi arriverà un momento che ci vorrà anche la carne, la ciccia.
È un processo di crescita, come i bambini, no? È un processo, anche nelle cose di Dio, c'è un processo di conoscenza che non è tutto in un attimo. Prima c'è l'ABC della salvezza, poi c'è l'ABC della fortificazione interiore, poi c'è l'ABC della conoscenza della profezia, poi c'è l'ABC della conoscenza della santificazione. Cioè, è tutto un processo di crescita. Con Cristo si cresce sempre. Capiamo questo. Capiamolo. E vedrete che la vostra vita avrà un altro impatto. Amen? Io spero di essere stato utile per la vostra opera, la vostra situazione spirituale. Ricordate, lo Spirito Santo è Dio. Gesù è Dio. Il Padre è Dio. E questa triplice azione lavora affinché la nostra vita possa essere forte, presente, la sua presenza è dinamica affinché possa andare e portare frutto in ogni stagione. Amen? E Dio ci benedica. Amen? Signore Dio Onnipotente, noi ti siamo grati perché ci parli in molti modi e in molte maniere, ma in questi ultimi tempi tu hai parlato attraverso tuo Figlio Gesù Cristo. E ti ringrazio perché la tua opera è stata completa, piena, è stata un'opera magnifica, fondamentale, un'opera che ha distrutto, ci ha visto vedere distruggere le opere del diavolo, ci ha visto vedere o realizzare un amore redentore da parte tua, ci ha visto complici in quelle che sono diciamo, l'attività di Cristo e veramente ti siamo veramente grati. Sappiamo che non ci meritiamo niente, ma in Cristo abbiamo tutto, in Cristo possiamo ogni cosa e in Cristo possiamo realizzare che la tua presenza è la cosa più importante della nostra vita. Perciò ti prego affinché tu possa guidare mediante lo Spirito questa comunità nella piena conoscenza di Gesù Cristo e crescere nella grazia affinché la loro vita possa essere una vita piena, ricca, trasparente, forte e non possa temere di niente e di nessuno. Ti prego di sgridare lo spirito di pigrizia, lo spirito di superficialità e di comandare allo spirito di grazia, allo spirito di forza, allo spirito di rivelazione, di diciamo, accompagnare questa comunità nel suo percorso, nel cammino che tu hai stabilito per loro. Perciò ancora, Signore Dio Onnipotente, ti ringrazio per tutto quello che ci hai continuato questa mattina, ci hai ordinato, grazie per ogni cosa. Ti prego affinché la tua benedizione possa scendere ed essere stabilmente presente in questa comunità, con il pastor Victor che è fuori con la moglie, con tutte le opere che sono legate a questa chiesa, queste opere, anche la chiesa di Scandici nel pomeriggio. Ti prego affinché lo Spirito Santo possa rafforzare ed portare avanti un'opera meravigliosa di trasformazione che tu ci hai rivelato, ci hai comandato di fare attraverso lo Spirito Santo. Grazie nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Grazie.